Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Dove andranno a finire i palloncini. Chi vi parla è come sempre Carlo Sferrazza e alla mia destra come sempre Alberto Curto. Ciao Alberto. Ciao a tutti, ciao ai nostri radioascoltatori e videoveditori. Ma diciamolo, telespettatori. Videoveditori. Videoveditori, che possiamo dire? Siamo ancora qui, il programma non è stato chiuso. Non ci hanno ancora cacciato. Strano. Noi però abbiamo i telefoni sempre a portata di mano perché le chiamate possono arrivare da un momento all'altro. Bene, noi siamo qui a tenervi compagnia per un'ora, speriamo di farvi ridere. Non è vero mai. Vabbè, noi ci proviamo, poi se ridono no. Ridono proprio perché facciamo pena. 380 19 33 500 se volete insultarci, e come dico sempre, perché ora basta, lo dovete capire. Ad a dare i soldi! Ad darci i soldi! Va, come ve lo devo spiegare? Non è che vi diamo l'Iban così perché voi ve lo tenete, lo mettete lì incorniciato in casa. Utilizziamolo quest'Iban. Ora facciamo una maglietta con l'Iban direttamente, non è che è il nome del programma. Perché tanto se vanno su studio90italia.it ci vedono. Abbiamo delle telecamere, delle webcam puntate addosso. Veniamo con una maglietta con l'Iban scritto grande, sì, visibile. Madonna, catafrangente, lo so. Catafrangente lo facciamo anche. Bellissimo, sarebbe un'idea, ma chissà se funzionerebbe. Chissà dove andranno a finire i palloncini. Noi andiamo subito in musica e ritorniamo subito dopo. Carlo sta fremendo. Siamo qui, siamo di nuovo tornati, rientriamo da questo piccolo stacco musicale. Alberto, io ti devo parlare di una cosa. Una cosa. Tu quando cominci così, sì, la notizia è una porcata subatomica proprio. Che ci sta, o è una bomba che ci sta. Questa è una bomba porcata, Alberto. Questa è una bomba porchetta. Una porchetta. Ti ricordi tempo fa quando vedevi, insomma, uscivi in giro per Catania, vedevi tutte le persone col telefonino che cercavano i Pokémon? Sì, perché il Pirla c'era anche tutto, non lo vuoi No, dire? Io non giravo per Catania. No, allora. Da casa tua i Pokémon ti attaccavano. Notiziona, quindi vi ricorderete sicuramente ha fatto un boom anche da un punto di vista pubblicitario il famosissimo gioco della Nintendo Pokémon Go per cellulare. Se siete stati manso alla Villa Bellini, mi viene questo. Carlo, non smontare i pezzi della radio. Bella, ragazzi, questo ci serve, fermo, ci serve. Spieghiamo, se chi ha sentito un rumore sospetto è perché ha dato chi ci sta vedendo malauguratamente una manata una telecamera alla webcam. No, tutto a posto, non si è rotta, spero. Quindi, non so, magari vi è capitato di uscire e vedere in giro per Vietnam, per la Villa Bellini soprattutto, gente con i cellulari che smanettava e cercava di catturare sguisciava con il dito sopra lo schermo. Esatto. Bene, non erano bimbi strani con dei problemi, erano persone che stavano giocando a questo famoso gioco della Nintendo Pokémon Go. E adesso veniamo alla notizia, perché arriva una scomunica dal Papa. I salesiani hanno pensato di rispondere al gioco Pokémon Go con Don Bosco Go. Andiamo a caccia di santi. Ma come? Giuro che è una notizia vera. I salesiani propongono la caccia ai santi al posto di Pikachu e compagni, presto disponibile anche sui cellulari. In pratica, Pokémon Go ha così successo che fa gola anche alla Chiesa. Infatti il collegio di Maria Ausiliatrice di Bernal in Argentina ha trovato la risposta religiosa ai mostriciattoli della Nintendo. Don Bosco Go è il gioco analogo, ma al momento non è ancora virtuale, non è ancora online, quindi non è possibile scaricarlo per adesso. Perché poi dopo non si va a caccia di Pokémon, ma si va a caccia di santi. Maria Ausiliatrice, Domenico Savio e Zeferino Namuncurà. Che questo è quello raro. Non so è quello raro. Non voglio, come dire, risultare blasfemo, ma è la prima volta che sento Zeferino Namuncurà. Però mi piace che sottolinea nella notizia, naturalmente senza combattere tra di loro. Certo, perché per catturare questi santi tu devi rispondere a delle domande. Ti faranno delle domande di carattere religioso, se riesci a rispondere potrai catturare questi santi. Sì, lo rende noto l'agenzia di informazione salesiana, aggiungendo che si sta studiando come sviluppare un'applicazione per la cattura di santi e beati anche con i telefoni cellulari, proprio come Pokémon Go. A Piazza San Pietro ci sarà l'inferno. No, l'inferno no. No, nel senso chiudete, staccate il microfono. Aspetta che lo tiro da sotto, si dovrebbe spegnere. Niente, questa era la prima notizia di oggi. Al solito la rassegna stampa passa questo. Cos'è? Perché stanno staccando i cavi proprio per farti sentire. Carlo, veramente. Andiamo in musica. E rientriamo, siamo qui, sempre Studio 90 Italia, chi vi parla è Alberto e alla mia sinistra, come potete vedere su studio90italia.it, c'è sempre Carlo Sferrazza, potete sempre insultarci via WhatsApp, come dice Carlo Sferrazza al 380 19 33 500. Ecco, ora io so che molti automobilisti si stanno lamentando di Pokémon Go, perché sai, santi mentre guidi, ti ricordi che viene difficile da
Mica tanto. Non lo so, tu ci giocavi. No, mentre guidavo no, anche perché comunque adesso Te lo dicevano. No, ci sono stati dei casi di incidente perché la gente insomma era lì al telefonino e guardava il telefonino piuttosto che la strada, e la Nintendo ha deciso di implementare l'applicazione introducendo il limite di velocità, cioè se l'applicazione registrava una velocità troppo elevata smetteva di funzionare. Stai dicendo guarda che non sei a piedi, stai attento. I Pokémon non corrono, va. No, stanno, ma sono là, tranquillo. Ma sembra, tra l'altro adesso sembra che stia andando un po' meno, no? Vabbè, no, perché non ci giochi tu? No, nel senso, prima insomma c'era il boom e tutto. Però c'è il modo per motivarli. E quale sarebbe? La pizza. La pizza. In che senso? La pizza. Carlo, se io ti dico stasera che mangiamo, ti dico pizza, tu... No, io mangerei pizza 7 giorni su 7, 2 volte al giorno. E invece dicono molti che appunto la pizza è molto motivante, addirittura più dei soldi. Quindi oggi non ti danno soldi ma pizza, quindi non dimenticatevi l'Iban ma un buono in pizzeria per Carlo Sferrazza. A tal proposito, comunque, se volete passare con una pizza, non è che noi rifiutiamo. Visto l'orario, un aperitivo si può fare in compagnia, non è un problema. 380 19 33 500, mandate qui insomma il menù delle vostre pizzerie, noi saremo ben felici di ordinare e farcele portare. O se no 3480, ah no, quello è il tuo numero. Quello è il mio numero. In base ai risultati di un recente studio sembrerebbe che la pizza sia più motivante del denaro. Può sembrare appunto un'assurdità, ma non lo è così tanto. Riflettiamoci un attimo, da soli, cioè siamo su un'isola deserta. Sì. Cosa vuoi, 30 euro o una pizza? Su un'isola deserta è 30 euro che te ne fai. Esatto, e quindi una pizza. Beh, questo forse è questo un è estremo. Un paradosso. Però lo studio è stato condotto veramente nell'arco di una settimana all'interno di una fabbrica in Israele, in cui erano state promesse delle ricompense ad alcuni operai per il raggiungimento di determinati obiettivi, o con una pizza, o con 30 euro, o se no con una lettera del proprio capo. La lettera del tipo, capo per l'ultima cosa. Tipo, bravo! Pacca sulla spalla, cioè, bravo! Quindi io da operaio devo scegliere tra 30 euro una pizza e un bravo dal mio capo? Il bravo è stato scartato subito. Cosa è più motivante? Dopo la prima settimana, la cosa che appunto portava il dipendente a essere produttivo è stato la pizza, la lettera del capo e i 30 euro. 30 euro l'ultimo di tutti. E i 30 euro gli ultimi, perché magari ti vuoi fare vedere dal tuo capo che sei capace. Ma sai cosa penso? Facciamoci vedere il nostro capo. No, Studio 90. Signor capo, lei ha le webcam lì, ci guarda. Sì. Ma poi d'altronde, ascoltami, metti caso, stipendio di 1.000 euro, ok? 1.000 o 1.030, cioè, effettivamente no, ma la lettera del capo però. Lettera del capo perché il capo, ma sono delle lettere, come dire, saranno dei prestampati, perché secondo me bravo, e lui appena salvo. Bravo, esatto. pure. No, nel senso, se fosse stata insomma una lettera sentita dal capo, sai, il capo mi conosce, si ricorda di me, e allora ci può anche stare, però saranno stati i soliti prestampati, compila qui. La pizza invece non è prestampata. Sì, la pizza è la pizza, cioè di che parliamo? Cioè, in effetti. Perché poi, insomma, si potrebbe aprire un dibattito, perché c'è la pizza alla romana, quella bassa e croccante, che io... No, per carità. La pizza, ragazzi, è quella napoletana, quella alta, morbida, bella, proprio fatta di 18 centimetri di pasta. Giusto, così, più cruda è, più buona è. E alla fine della settimana poi comunque questo esperimento è stato riproposto, e poi più volte naturalmente è stato riproposto durante un periodo più lungo, e alla fine la classifica riporta all'ultimo posto la lettera del capo, i 30 euro al secondo, e la pizza è rimasta al primo posto. Quindi stasera pizza per tutti offre Carlo, sì. Sempre 380 19 33 500, e adesso andiamo in musica con Neffa. Dove andranno a finire i palloncini? Ce lo chiediamo tutti, se lo chiedono tutti, ce lo chiediamo anche noi, perché di fatto non lo sappiamo. I messaggi che arrivano, che abbiamo dovuto spegnere il cellulare, ce ne stavano arrivando troppi, le linee intasate. Ah no, ci vedono, non posso farlo più. Ci vedono perché sì, potete vederci studio90italia.it se volete vederci, oppure 380 19 33 500 se volete sentirci senza vederci, o ad annescire i soldi. Cioè più o meno il fatto è che da un modo o un altro, cioè, utilizziamo la radio per fini nobili, commerciali, economici. Non volete darci del denaro, portate del cibo, ragazzi. Utilizziamo la radio per i nostri scopi, portate una pizza, una cosa. Perché se avete ben capito, io con i soldi ci compro la settimana
enigmistica. Che è la tua grande passione, che è quella che non riesci a completare. Lo so che tra qualche giorno qualcuno dirà basta, Alberto, ma passa uno sport, non so, parliamo di... Settimana enigmistica, io non riesco a fare i rebus. No, quello è impossibile. Io non ci riesco, proprio non sono mai riuscito. Ma sai che capisco il ragionamento che c'è dietro, ma non riesco a farli. Cioè, tu dici oca, ok, sì, papera. Oca, per me oca, albero, computer. Per me è risolto, basta. Fatto. Io non riesco a farli i rebus. Tu Quindi, invece non riesci a fare le parole crociate. Me ne rimangono sempre queste 3-4. Dai, ti aiuto io, forza. Allora, un fatto straordinario. Fenomeno, non so. Vabbè, uno che comunque pensa a un fatto straordinario, la prima cosa che ti passa in testa... Fatto straordinario. Bob Marley. L'hai sentito quel crash? Era una macchina che stava sbandando. Siamo d'accordo. Straordinario era straordinario. Fatto. Era fatto. Lo stai dicendo tu. Di fatto era fatto. Di fatto era fatto. Comunque, vi ricordate che nell'ultima puntata abbiamo un po' parlato di un po' di economia, di come fare soldi, le auto rubate, e c'era una definizione proprio che cadeva a fagiolo e ho detto questa la conservo per Carlo. Sì. Ha uno spiccato senso degli affari. Zio Paperone. Ricettatore. Perché non è sbagliato. Perché comunque ti ricetta. Se io compro a 2 e vendo a 10 e ci riesco, riesco, anche a 18 e poi rubi per rivendere a 36, ho uno spiccato senso degli affari. Questa te la dedico. Vai. Questa proprio è una definizione che ho trovato su internet. Ho detto questa è per Carlo. Però sempre, sai, sono quelle che ti devono dare, devi trovare la soluzione. Sempre quei. Noi ci studiamo. L'osserva il puntuale. Sappiamo tutti, chi ci ascolta lo scoprirà, ma chi l'osserva il puntuale, tu lo sei. Orologio. No, telefonino, perché aspetta i suoi amici che vengano. Bene, ma guardi la strada, quindi strada vuota. Non so, possiamo anche spegnere la radio. No, dimmi tu. Qual è il bottone per spegnere tutto? questa è bellissima. Nel centro di Cosenza. Nel centro? Bar centrale. Centro di Cosenza. Va bene, Carlo. Ci sarà un bar centrale. Rompi la radio, dagli 2 cazzotti e mandiamo in musica. Arriva Fausto Leali, a chi mi dice. E siamo rientrati, siamo di nuovo qui, Carlo Sferrazza e Alberto Curto, sulle frequenze di Studio 90 Italia. La trasmissione ormai avete imparato a conoscerla con questo nome, che potrebbe essere una domanda, potrebbe non esserlo. O un'affermazione. Dove andranno a finire i palloncini? Un'esclamazione. Vocativa, facciamo vocativa. Oh, palloncini, dove andrete a finire? Ditecelo quando arrivate, perché noi non lo sappiamo. Abbiamo perso un po' di tempo per soccorrere gli automobilisti che si sono scontrati con le auto, e dopo le parole crociate. Infatti, allora, fiamme, fumo, è colpa nostra, scusate. Tra l'altro coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori, perché qualora voleste suggerire ad Alberto delle nuove definizioni. Ma tu ti rendi conto, vero? Ma coinvolgiamo la gente. Se le persone lo fanno veramente. Se lo fanno, abbiamo lanciato un brand. No. Il copyright li mettiamo. 380 19 33 500 per poter interagire con noi e suggerire ad Alberto qualche parola crociata, o 380 19 33 500 per interagire con me e farmi notare qualcuna delle mie. È carta canta. Mi piace tantissimo fare questo gesto. Per interagire con me e suggerirmi qualcuna delle varie leggi che io vado trovando in giro per il mondo. Perché ne abbiamo veramente di brutte. Anche oggi ho trovato delle robe simpatiche in giro per il mondo. Voi sapete la mia passione per gli Stati Uniti. Sapete che ormai mi sono trasferito lì in pianta stabile. Torno qui a Catania solo ed esclusivamente per me. Per te e per comunicarvele. Poi infatti finisce la puntata, io prendo l'aereo, torno negli Stati Uniti a cercare a sfogliare codici civili e trovare roba tipo questa. Cleveland, Ohio. È vietato alle donne indossare scarpe lucide che possano far vedere agli uomini il riflesso della loro biancheria intima. Cioè, immaginati la scena, tu hai la scarpa lucida, se io guardo la scarpa lucida... Ma cos'è? Riflette... Mastrolindo? Cioè, a parte che devi avere delle scarpe che veramente... subatomiche. Il livello di pulizia delle scarpe deve essere incredibile. Allora, il fatto è sempre quello, Carlo. C'è una legge, io mi sono stancato di dirlo. Ma veramente qualcuno ha pensato a questo? Ascolta, se c'è una legge, evidentemente qualcuno l'avrà fatto. Qualcuno un giorno, immagina la signora, veramente contenta del nuovo prodotto che ha comprato per pulire le scarpe. Sarà stato il petrolio. Saranno diventate lucidissime a tal punto da, insomma, riflettere. Ci fanno atterrare gli aeroplani. È incredibile. Cata rifrangente a tutti gli effetti. La signora si è tolta la scarpa e la usava come specchietto della macchina. Ma infatti c'è un livello di pulizia ma poi che materiali hanno fatte queste scarpe? Proprio pelle, quella lucida. Bah. Rimaniamo negli Stati Uniti, però ci spostiamo verso una località balneare, meta di turisti, e non la Florida. Sicuramente riguarderà mare, sole. E invece no, perché in Florida è vietato vendere i propri figli.
beh, sai, in Florida. Comunque il lungomare poi diventa difficile da gestire. Me fa morire questa cosa. In Florida è vietato da bancarella. Tanto primo. Come? C'è la bancarella, c'è il tizio che vende il cocco, il tizio che vende i palloni e il tizio che vende i figli. Primo. Secondo, Al chilo. Al chilo dipende dal figlio. Secondo, in Florida è illegale vendere i propri figli. Quindi in Texas lo puoi fare. Ma sì, nel senso lì l'economia lo permette. E lì siamo ricchi di petrolio. Esatto, lì l'economia lo permette. Ma Terzo, perché dovresti vendere tuo figlio? Vabbè, perché c'entra? Ma ne è uno già usato poco, comunque. Se io ho 4 figli, uno capace che ci penso, quello non mi serve tanto. Ma uno usato poco comunque. Ma usato garantito? Vabbè, e se io te lo vendo e poi si rompe, tu che fai, vieni da me a lamentarti? Andiamo in musica, grazie Carlo, questa era l'ultima volta che l'avete sentito, imparerete a sentire solo la mia voce, quindi andiamo in musica, dopo. Ed era l'ultimo disco non della giornata, della puntata, perché la programmazione di Studio 90 Italia continua. Ma senza di noi. Ma senza di noi, che può essere un bene o può essere un male. Noi però lasciamo a voi, come dire, l'ardua sentenza. Dai messaggi che sono arrivati è un male, perché ci dicono sempre siete bellissimi, come fate ad essere sempre così lucenti. No, quello è perché tutte le webcam sono puntate su Carmelo. Tutti i commenti sono per Carmelo, che è il nostro regista, il nostro bravissimo regista. Registra. Perché registria. Vabbè. Questi messaggi che cosa arrivano, ci dobbiamo fare? Questi messaggi che arrivano, questi messaggi di complimenti che non sono per noi, ma avrete sbagliato numero sicuramente, vi diamo quello giusto così evitate di mandare messaggi sbagliati. 380 19 33 500 per interagire con noi, o studio90italia.it per vederci nella nostra bellezza, nella nostra mise. Bene, dicevamo oggi questo purtroppo era l'ultimo disco della puntata, ahimè. Un'altra puntata di Dove andranno a finire i palloncini termina qui, però non disperate perché torneremo. Molto presto. O disperate perché torneremo. Fate voi. Va bene, grazie a tutti, ciao!